Un giro in bicicletta o una passeggiata lungo le strade, le rive dei fiumi della laguna non possono prescindere da una sosta e noi la facciamo volentieri con Loredana Simonetto che ci racconta dove siamo. Grazie, buongiorno. Allora intanto ci troviamo a Lio Maggiore, comune di Jesolo, laguna nord di Venezia, patrimonio UNESCO dell'87. In questa azienda si possono fare tante cose. Allora intanto si chiama La Barena e ricordiamo cos'è la Barena perché anche qui c'è un legame stretto con la laguna. Barena praticamente significa ciuffo d'erba. Questi isolotti si formano con l'alta e la bassa marea e ci teniamo a valorizzare anche la nostra azienda agricola dove ovviamente abbiamo tutti i prodotti che seguono la stagionalità. Allora qui si possono fare tante attività, la principale è appunto la bicicletta. Uno può partire semplicemente da Jesolo, arriva qua, trova un servizio barca bici ed andare a collegare il nostro Lio Piccolo che è un altro ovviamente borgo bellissimo. Questo è un luogo deputato anche al riposo per cui se qualcuno arriva in bici sicuramente questo è un luogo particolare ed emozionale. Abbiamo anche il nostro sentiero della pace dove uno può passeggiare sull'argine e può godere dei tramonti e delle albe che sono insomma, stupende e di riscoprire proprio i valori e la tranquillità che c'è in questi luoghi. Grazie Loredana, allora hai parlato di emozioni, voglio provarle anch'io e quindi io ti saluto e vado in laguna. Grazie, grazie a voi. Michael, un servizio questo che consente di fare un giro circolare e di non tornare mai sui propri passi. Certo, noi facciamo un servizio da Lio Maggiore a Cavallino o Lio Piccolo. Abbiamo avuto questa idea di proporre un servizio un po' diverso dove diamo la possibilità al ciclista di caricare la bici in barca e attraversare e per unire così un giro in barca al giro in bici. C'è poi anche la possibilità di affittare delle barche per girare in libertà con gli amici. Certo, abbiamo delle imbarcazioni a noleggio senza patente, possono ospitare fino a 8 persone, sono molto facili da condurre e prima di consegnare la barca noi facciamo un briefing, consegniamo una cartina della zona, diamo assistenza tramite rilevamento della posizione GPS e uno può visitare tutta la parte nord della laguna e piuttosto che le isole di Torcello, Burano, Sapra di Scoglio Deserto o Sant'Erasmo. Una pausa nel nostro giro in bici è necessaria e ci siamo fermati alle Saline da Mauro Lazzarini. Allora, perché le Saline, Mauro? Le Saline perché nell'isola dietro all'agriturismo c'era l'isola che facevano il sale. È una delle saline, una delle più grosse saline della Repubblica Serenissima. Allora, qui c'è l'occasione, la possibilità di ristorarsi con i prodotti del territorio, con i prodotti dell'azienda Le Saline, che sono, Mauro? La nostra azienda è un'azienda che produce ortaggi e in più facciamo degli insaccati. Quando arriva la gente come spuntino offriamo i nostri affettati, i nostri prodotti. Allora, tra le altre cose c'è anche una curiosità perché c'è un frutto tipico che si trova solo qui, che ha un nome che potrebbe anche deviarci un po', che è questo. Sì, è la succhetta, è un frutto tipico che si trova solo nel comune di Cavallino Tre Porti ed è conosciuto soprattutto nel veneziano. È una prugna gialla
molto dolce. Naturalmente pranzo e cena è garantito. E poi abbiamo anche un piccolo allevamento di pesce e facciamo ristorazione e facciamo il pesce nostro, insomma, orate, branzini, anguilla, cefali. Allora, grazie Mauro, le saline e noi proseguiamo. Benvenuta Cécile. Allora, chi mi ha organizzato questo splendido giro e questa sosta qui alle Manciane è? Vivo Venezia, da vivere il Veneto, no? Siamo un tour operator incoming, cioè ci occupiamo di promuovere viaggi qua sul territorio Venezia e tutto il Veneto. E facciamo attività, weekend, viaggi in bici, eccetera. Allora, io ho visto delle cose meravigliose che sicuramente avranno stimolato da casa anche i nostri amici che ci stanno guardando. Qui c'è davvero tutto, c'è la natura, ci sono i prodotti del territorio e c'è davvero la possibilità di godersi in pieno relax questo splendido paesaggio. Noi pensiamo che un turismo responsabile e sostenibile è fondamentale, prima di tutto perché il nostro pianeta bisogna che ne prendiamo cura e il territorio è la gente, sono i prodotti che vengono dalla terra, è l'economia, è un insieme, no? E viaggiare, il tempo libero è quello che magari ci manca a tutti, il tempo è molto importante e usarlo anche per chi vive qua in Veneto. Non è più il concetto del turista e del residente, è una persona che ha voglia di scoprire, curioso, perché alla fine il viaggio è più negli occhi, nell'avere nuovi occhi che scoprire nuove terre. Infatti abbiamo scoperto tanti posti che non conoscevamo e speriamo insomma di avere appunto dato uno stimolo ai nostri amici da casa, tra l'altro completamente accessibili, facili. Non c'è salita, quindi non si fatica, ci sono piste ciclabili, ci sono strade comunque che si addentrano in campagna dove non c'è traffico e quindi questo è veramente il paradiso della bicicletta. Il concetto è non tornare mai sui propri passi, puoi abbinare la bici e la barca, no? Quindi vai in contatto con due realtà che è l'acqua e la terra, senza inquinare perché siamo su mezzi ovviamente sostenibili ed è bello per collegare con il resto del territorio, nel senso che puoi arrivare da Treviso con la Greenway del Sile, che in 40 km siamo qua seguendo il Sile che è un posto meraviglioso, si dorme in agriturismo, il giorno dopo si riparte bici barca e si può andare verso Altino, quindi è un mix di, qua ci sono molte produzioni agricole molto interessanti, la storia perché Venezia è nata a Torcello, qua, era anche un posto di passaggio a livello commerciale e quindi è un turismo a 360 gradi. E poi credo una cosa importante da sottolineare è che davvero questi percorsi si possono fare tutto l'anno e ogni stagione riserva una meraviglia qui. Esatto, l'idea di uscire da un turismo concentrato l'estate, cioè possiamo vivere un tempo libero anche durante i weekend a qualsiasi momento dell'anno. C'è meno gente, è bellissimo anche d'inverno. Io tante volte ho fatto anche il primo dell'anno qua ed è veramente stupendo. Signori, buongiorno. Buongiorno Galdino, allora siamo alle Manciane. Dove siamo di preciso, Galdino? Siamo a Lio Piccolo, comune di Cavallino Treporti, nella laguna nord di Venezia. Allora, le Manciane perché? Sono curioso, Galdino.
Le manciane sono specchi d'acqua che si trovano nelle valli da pesca, ormai la parola non viene usata raramente, solo dai valleggiani, e significa bassa profondità, temperature elevate d'estate dove va a svezzare i pesci, insomma. Allora, tanti piatti della tradizione, noi a rappresentare tutta la proposta delle manciane ne abbiamo scelto uno senza far torto agli altri. Qual è, Galdino? È il filetto di orata in saor, piatto tipico veneziano, ma trasformato poi un po' da noi qua. Adesso avrete modo di assaggiarlo. La ricetta è la classica: cipolla, pinoli e uvetta, e lo serviamo assieme a delle verdure prodotte da noi messe sott'olio. Allora, tra l'altro qui lo ricordiamo, noi siamo arrivati in bicicletta, si può venire a piedi, si può arrivare in barca, insomma siamo in mezzo alla natura. Certo, questo è un territorio fermo ormai da un paio di secoli sicuri. Dopo ci sono stati fatti interventi regionali con dei vincoli sul territorio, quindi non è stato più possibile espandere ed è rimasto integro così com'era nell'Ottocento, nel Settecento, insomma. Allora, grazie Galdino, io non vedo l'ora di assaggiare le tue specialità e naturalmente ti auguro buon lavoro. Grazie, grazie mille e buon appetito a tutti voi. Vi abbiamo raccontato con le nostre immagini un viaggio in un mondo governato dai ritmi lenti della natura, dove paesaggi di straordinaria bellezza dilagano verso orizzonti sconfinati, fondendosi nei colori del cielo, della terra e di un mare che si accostano ad una storia antica. Un'escursione emozionante che potrete effettuare in tutte le stagioni dell'anno, per cogliere i cambiamenti di una natura mozzafiato, con i suoi silenzi, i suoi profumi, i frutti di orti ed acque generosi, le splendide albe ed i magnifici tramonti. Questo è il Veneto, tra cielo e terra. Si chiude qui questa puntata di Verde a Nord-Est, amici, però l'appuntamento come sempre è fra 7 giorni, stessa rete, stesso orario. Ci potete seguire, come sapete, anche sui social, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un sito internet, quindi insomma potete rivedere questa e altre puntate. Laura Ferrari vi saluta, un abbraccio, ci vediamo fra 7 giorni.